Idraulici al lavoro questa mattina al condominio più alto della provincia di Treviso. Sotto l'occhio degli agenti della municipale e della questura, ma soprattutto quello attento dell'amministratore del condominio, hanno provveduto a staccare l'acqua ai tanti debitori nei 19 piani del Tower House, il grattacielo più indebitato della città. 700.000 euro che Alessandro Zuin ha deciso di recuperare ingaggiando una vera e propria guerra contro chi non paga, siano essi proprietari o inquilini. E come un carro armato sta andando avanti, nonostante continui a ricevere telefonate come quella dove una voce minacciava di far saltare in aria tutto se gli levavano l'acqua. Non sono preoccupato, penso che io ho la coscienza a posto e continuo nel mio lavoro. Questo ha dato un segnale oggi che non si può continuare a rimanere senza pagare le spese condominiali. Un'azione che sta già facendo scuola con molti altri amministratori che l'hanno chiamato per avere consigli. La domanda più frequente è per il bene primario, che in teoria non può essere negato, e questa è la risposta in linea con la legge. Non ci sono soldi per fare le manutenzioni, dobbiamo proteggere il condominio di fronte a possibili perdite idriche. Un punto di prelievo viene consentito nel condominio al primo piano, è utilizzabile da tutti i condomini che sono in difficoltà e richiamo comunque l'utilizzo anche dell'ascensore, perché oggi ci sono persone che fanno 12 o 15 piani a piedi perché l'ascensore è stato disabilitato per morosità. Dalla parte di chi paga c'è speranza senza timori. Ma avevamo bisogno così di una spinta, sì, perché la buona volontà c'era, però le minacce si sono estese a tutto il condominio con minacce di far saltare tutto per aria, cioè pazzesco. Ma lei si sente sicuro lo stesso? Io sì, mi sento comunque sicura, penso che siano farneticazioni. Chi non paga invece tenta di giustificarsi. Il titolare che non ha pagato l'affitto e il condominio è mai pagato, non ho scoperto mai e lui diceva che si sono pagato il periodo che ha avuto, io ho tutte carte qua. Ma per Zuin, che molti hanno già definito lo sceriffo del Tower House, la guerra continua con il citofono che sarà disattivato per chi non paga. E per chi pensa di usare il telefono c'è il problema dell'apertura del portone. Dovranno scendere, passare sotto le telecamere che abbiamo già installato e quindi almeno sapremo chi entra e chi esce.